Opera Immacolata Concezione, sede della Mandria. La telecamera entra piano nelle sale del Museo del Giocattolo, attrezzate per i colloqui. Sui tavoli ci sono ancora i plexiglass. Fabiola Forato e sua madre Angela parlano piano, in dialetto. Signora Fabiola, com'è andato questo colloquio? Benissimo, stupendo direi, perché vediamo la mamma, cioè possiamo anche toccarsi con le mani, cioè direi bene. Adesso quando vedo che si può andare fuori, andiamo sul prato, E si abbracciamo. portiamo un salame di casa, Bene. poi brustoè, anche se è una vendita, poi brustoè andiamo a fare la merenda sul prato all'aperto. Immagino le manchi l'abbraccio della sua mamma. Tantissimo, tantissimo, perché ero anche abituata quando andavo a trovarla a abbracciarsi, proprio lo abbiamo proprio nel sangue noi. Ne pensa che non vedo l'ora, Eh. non vedo l'ora, perché figli ne ho un'altra due, e ho i nipoti, i piccoli e anche i grandi. Allora, noi ci stiamo organizzando per delle visite più vicine, chiamiamole così, tra i familiari e i loro congiunti, per la prossima settimana. Ma ed è questo virus, cosa che ne pensa, signora Angela? Io ne penso che sia tanta propaganda e che debba essere, però penso che è la società che si è fatto anche tanta pubblicità. E del vaccino, cosa che ne pensa, signora? Beh, quello vedo una roba giusta. Senta, signora, se non sono indiscreto, e quanti anni ha lei? Che domanda difficile. Vabbè, mi risponde la prossima volta. 91.